con continue pattuglie sia in borghese che in divisa che operano nel territorio, e quindi dalla descrizione, dalle foto che erano state messe in giro, insomma non ci è voluto molto, con un po' di attività investigativa e di osservazione, a individuare il responsabile. Si aggirava fra le calli di Venezia con un coltello, terrorizzando i passanti, e dopo un'intensa attività investigativa i poliziotti del commissariato San Marco e delle Volanti Lagunari hanno individuato il 30enne kosovaro soprannominato il Fantasma. In zona Calle Contarini, Sestiere d'Orso Duro. Alla vista degli agenti lui ha chinato il capo e accelerato il passo, tentando di dileguarsi, ma è stato bloccato. Bastano un po' di dati, un po' di capacità investigativa, anche un po' di vecchi metodi, nel senso, intendo, di poliziotti che sanno osservare il territorio, che sanno memorizzare le persone, insomma un'investigazione un po' più tradizionale che in questi casi porta i suoi frutti. È stato denunciato perché naturalmente era in possesso di un coltello, tra l'altro abbiamo ritrovato anche sostanza stupefacente, è stato denunciato, vabbè, adesso è rimesso in libertà, però stiamo facendo ulteriori accertamenti per vedere la sua posizione, per vedere di attuare alcune iniziative di natura amministrativa, trattandosi di persona soggetta comunque a autorizzazioni per risiedere nel territorio nazionale. Sappiamo chi è e quindi è monitorato. Il questore vuole lanciare un messaggio alla cittadinanza. Ancora una volta, trasmettiamo un messaggio tranquillizzante, tenendo presente che comunque il contesto della laguna è un contesto molto controllabile. Questo lo dico proprio come messaggio ai cittadini, che è una realtà per il suo territorio e per la sua conformazione che si presta molto a un reale controllo da parte delle forze dell'ordine.